un bellissimo giorno, anche se fuori è grigio e si potrebbe dire che è una brutta giornata. Non è così, non esistono le brutte giornate, sono le persone che percepiscono i giorni e il tempo in modo diverso, ma non esistono le brutte giornate. Gloria a Gesù. Apriamo le Bibbie, Proverbi capitolo 6, Proverbi capitolo 6, versetto 16. Continueremo con la meditazione che abbiamo iniziato domenica scorsa. Proverbi 6, 16. È così? Sì. Gloria a Gesù. Leggiamo la parola del Signore così come è scritta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e dice: 6 cose odia il Signore, anzi 7 gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Amen. Signore, ti ringraziamo questa mattina, grazie per la tua parola. Aiutaci, Signore, quest'oggi a meditare nella tua parola. Aiutaci, Signore, a poter riflettere nella tua parola, Signore, che lo Spirito Santo venga, Signore, a stimolare il nostro cuore affinché di poter ricevere, Signore, ciò che tu hai per ognuno di noi questa mattina. Grazie, Signore, perché tu ci parli, perché ci vuoi bene. Tu vieni, Signore, con la tua parola a consolarci, vieni a edificarci, ma vieni, Signore, anche ad esortarci quando abbiamo bisogno, perché tu, Signore, ci ami e non vuoi che nessuno di noi perisca, non vuoi che nessuno di noi si perda. Signore, grazie. Aiutaci ogni giorno, Signore, a vivere per te. Nel nome di Gesù ti ringraziamo questa mattina, Signore, che la tua presenza possa essere qui con noi dall'inizio alla fine, come lo è stato finora. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Gesù. Potete accomodarvi. Alleluia. Le cose che Dio o che il Signore odia. Stiamo parlando delle perversità del cuore. Abbiamo visto domenica scorsa che tutti i problemi dell'uomo, tutti vengono dal cuore. Ogni problema dell'uomo viene dal cuore, come lo abbiamo visto, e lo vorrei rileggere per introdurre il tema. Matteo 12:34, Matteo capitolo 12, versetto 34, Gesù parlando dice ai religiosi: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Tutto quello che esce dalla nostra bocca, che sia buono o che sia cattivo, viene dal cuore. Perché questo succede così più o meno in tutta l'umanità. Tutto quello che l'uomo caccia fuori viene dal cuore, che sia buono o che sia cattivo. Perché Gesù chiama a questi religiosi razza di vipere? Prima di tutto perché non sta parlando a loro, ma allo spirito che opera dentro di loro.
perché le vipere si parla dei serpenti, noi sappiamo nella Bibbia fin dal principio che quando si parlava del serpente simbolicamente si intende o si capisce che si parla di Satana, che occupò come per primo il corpo di un serpente per poter tentare Eva. E quando si parla di serpenti o di vipere si sta parlando, Gesù non parlava direttamente ai religiosi ma allo spirito che era dentro di loro, perché la Bibbia non ce lo mostra così. Ma quando Gesù parlava non è che lo diceva alle persone, ma agli spiriti, perché gli spiriti sapevano chi era Gesù. Lui lo sapeva. Una volta soltanto si sono manifestati quando l'indemoniato in Gadara, dove gli hanno detto a Gesù: lasciaci, non mandarci nell'abisso, lasciaci entrare nel corpo di questi maiali. Allora si sono manifestati, ma solitamente non lo facevano. Ora, Gesù sta dicendo che dal cuore escono tutte le cose che noi diciamo, dal cuore. Abbiamo meditato in passato parlando della concupiscenza, la quale dice la scrittura che noi non possiamo dire di essere stati tentati da Dio e tantomeno da Satana a volte. A volte sì, a volte no. La maggior parte delle volte dice la Bibbia che noi veniamo tentati dalla propria concupiscenza. E questa concupiscenza che cos'è? La concupiscenza è un'azione che inizia prima o comincia prima nella nostra mente. La concupiscenza è qualcosa che noi abbiamo e che parte dalla mente. Quando noi stiamo premeditando, perché il peccato avviene così. Uno non pecca, ho peccato. Il peccato non sorprende nessuno. Prima si premedita, si pensa, e sto macchinando, sto pensando, sto progettando, ed è lì il desiderio di peccare, sta lavorando dentro di me, prima nella mente, dopodiché dalla mente scende al cuore. E finché il peccato si trova nella mente, noi lo possiamo cacciare via. Così ci spiega la scrittura. Quando l'Apostolo Paolo dice che la fede ci serve come scudo per contrastare i dardi del maligno, vuol dire che noi possiamo resistere a qualsiasi attacco del nostro nemico. E uno dei nemici più grandi che noi abbiamo, l'abbiamo già visto, siamo noi stessi, la nostra carne. E finché si trova qui, nella mente, il peccato lo si può cacciare via. Una volta che dalla mente scende al cuore, lì è un po' difficile. Se il peccato o il pensiero o il desiderio di peccare è già sceso al cuore, l'unica cosa che bisogna attendere è il peccato stesso. Perché la concupiscenza, dice l'Apostolo Paolo, dopo verrà a partorire il peccato e il peccato porterà con sé morte. Per questo motivo noi dobbiamo capire prima di tutto che dobbiamo stare attenti a noi stessi. Abbiamo visto domenica scorsa questo problema e abbiamo iniziato questo tema delle cose che il Signore odia. Abbiamo visto la prima perversità del cuore, o la prima cosa che Dio odia, e sono gli occhi alteri, nell'ordine in cui li troviamo in Proverbi capitolo 6 versetto 17. Dice che le cose che il Signore odia, la prima cosa è, nel versetto 17, gli occhi alteri. E questi occhi alteri hanno a che vedere con il sentirsi
o credersi migliore degli altri. Gli occhi alteri vuol dire che io guardo da un livello più alto a tutti gli altri, vale a dire io mi sento più grande, mi sento più importante, mi sento migliore degli altri. E la Bibbia ci insegna che noi non siamo migliori degli altri. La Bibbia ci insegna che se noi vogliamo essere il numero uno, dobbiamo diventare l'ultimo, dobbiamo diventare servitore di tutti. Se noi vogliamo essere grandi, dobbiamo diventare piccoli, dobbiamo metterci a servire. Così lo insegnò Gesù. E l'Apostolo Paolo nel capitolo 12 di Romani capitolo 12, versetto 3, Romani 12,3 dice così: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi, guardate che cosa dice, che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Nessuno deve avere, dice Paolo, un concetto maggiore di quello che deve avere. Ci vuole sobrietà, ci vuole anche in questo essere sobri, vale a dire mi devo credere quello che sono. Ora, io non mi posso sentire migliore di tutti, ma neanche mi posso sentire il più disgraziato, perché allora passo da una sponda all'altra, da una esagerazione all'altra. Ci vuole sobrietà, ci vuole equilibrio. Io mi devo sentire per quello che sono e per quello che la Bibbia dice che io sono, perché non posso neanche sentirmi un mendicante, neanche questo va bene. Sono comunque figlio di Dio e sono comunque figlio di un re, però con umiltà. Tutto con umiltà. Nessuno deve avere un concetto maggiore di quello che deve avere. Deve essere sobrio anche in questo. L'Apostolo Pietro, nella prima lettera a Pietro, nel capitolo 5, versetto 6, prima Pietro 5, 6, dice così: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Metti il versetto 5. Sì. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. 6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Chi è che innalza? Dio. Noi non possiamo innalzare noi stessi. Se vogliamo essere innalzati da Dio, ci dobbiamo umiliare. Questo è ciò che la Bibbia ci insegna, è ciò che ci insegna il Vangelo, ciò che ci insegna la parola del Signore. Ora, questa è una cosa che il Signore odia, gli occhi alteri. Credersi migliori, credersi più importanti. La seconda cosa, quella che mediteremo quest'oggi, dice Proverbi 6, versetto 17, dopo gli occhi alteri, la seconda della lista è la lingua bugiarda. La lingua bugiarda. Apocalisse capitolo 22, versetto 14 e 15.
Apocalisse 22, 14 e 15. Dice così: beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Beati quelli, lo ripeto, beati quelli che lavano le loro vesti. Questa espressione sta per santità, santificarsi. Beati quelli che lavano le loro vesti, è una veste spirituale. Beati per aver diritto all'albero della vita, perché il Signore dice che chiunque arriverà di là, chiunque si salverà, gli darà a mangiare dell'albero della vita. E poi dice per poter avere e per entrare per le porte della città, la città celeste. Qui sta parlando di salvezza. Il versetto 15: fuori i cani, vuol dire fuori rimarranno, resteranno fuori. E nella versione spagnola dice letteralmente, dice ma i cani rimarranno fuori, dice più o meno così, nell'espressione è più o meno questa: rimarranno fuori. Qua in questa versione ci dice soltanto fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri. E fin qui stiamo parlando di peccati molto gravi, che la Bibbia definisce peccati di morte. Ma insieme a questi peccati gravi, che cosa segue? Perché viene catalogata nella stessa lista e nello stesso gruppo dei peccati di morte. E chiunque ama e pratica la menzogna. Che vuol dire? La bugia. La bugia. Chiunque ama e pratica la bugia. Oggi vorrei meditare in questo tema, che molti cristiani non lo considerano grave, così grave da perdere la salvezza. E invece la Bibbia dice di sì. La Bibbia ci insegna che se uno ha la lingua facile per andare a inventarsi le cose o per dire una bugia soltanto per proteggermi, dove molte volte si usa la bugia fra marito e moglie per nascondere delle cose, tra figli e genitori, a volte tra genitori e figli, tutto il nostro intorno è fatto di bugia. E il sistema del mondo è basato sulla bugia. E molte volte noi cristiani non lo consideriamo così grave il dire una piccola bugia. Ora, il proverbista dice che il Signore odia la lingua bugiarda. La odia. E possiamo partire da qui a riflettere, perché questa è una riflessione, è una parola che ci deve far riflettere. Stiamo facendo in modo che la nostra lingua diventi un motivo di odio per il Signore? Questa è una riflessione molto, molto, molto personale. Il mondo nel quale viviamo, il sistema del mondo è tutto basato sulla menzogna. E noi lo possiamo vedere sempre.
ogni volta ci troviamo con la bugia, e io lo vedo, me ne accorgo e lo so. Nell'ambito lavorativo, menzogna, bugie, tutti che mentono, tutti che cercano di prendere in giro. Si va ad un ufficio come si dice, governativo, tutti che dicono bugie. Solitamente quando si va in un ufficio governativo, da questa scrivania mi mandano all'altra, e dall'altra mi dicono no, non è qui che lo devi fare, devi andare dalla mia collega che si trova nella stanza X, da là mi mandano indietro, mi faccio il giro del palazzo e torno alla prima. E dice, ah sì, è vero, lo devo fare io. Come? Ma mi hai mandato te a fare il giro del palazzo, adesso lo devi fare te? Perché questo è un sistema di mondo governato o guidato da spiriti maligni. E noi dobbiamo capire che la lotta e la guerra non è contro sangue e carne, perché le persone nel mondo agiscono così non perché vogliono, è perché fanno parte di un sistema governato da Satana, ed ogni persona che non ha Dio è controllato da uno spirito. Questo è sempre stato così dal principio, è una cosa che noi non possiamo ignorare. Perciò che il mondo viva nella menzogna o che il mondo viva nella bugia, quello non ci deve interessare più di tanto. Però c'è la menzogna, c'è la bugia, e molte volte per il governo stesso, per cercare di contrastare questo sistema bugiardo, ha messo l'autorità per vigilare l'ordine, per vigilare che ognuno cammini in integrità e per vigilare che ognuno rispetti le regole. Chi mette l'autorità? Il governo, ma spesso il governo stesso è bugiardo. Mi piace il programma Le Iene perché viene a smascherare. Se c'è una cosa che mi attira molto è quando si smascherano le cose nascoste. E vediamo quante cose che accadono, quante cose che succedono. Ma quello è il mondo. È normale che così sia. È normale che questo accada. È tutto, fa parte tutto di un sistema di mondo. Ma la Bibbia ci dice che Dio odia la lingua bugiarda. Dio la odia. Allora il mondo non teme Dio? No, non lo teme. Non ha timore di Dio. Giovanni capitolo 14, versetto 1 al 6. Dice Gesù: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? 6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù non praticava la verità, non la praticava, lui era la verità. Noi abbiamo bisogno di metterla in pratica perché abbiamo una natura peccatrice, ma in Gesù non c'era. La natura di Gesù era una natura santa, una natura divina, una natura, la natura di Dio, perché Gesù era l'immagine di Dio. E in lui c'era la verità. E se Gesù è la verità
Che cosa dice la Bibbia? Che cosa dice l'Apostolo Paolo? Non sono più io che vivo, mi sono perso nella tonalità. Io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Lo dice Paolo? Ma se Cristo vive in me, se Cristo regna la mia vita, Lui è verità. Lui non permetterà mai, non vorrà mai che io dica menzogne o che io dica bugie, perché se io pratico le bugie allora c'è un problema, c'è un conflitto dentro di me tra Gesù e la mia carne. Gesù è la verità, Dio è la verità e odia la lingua bugiarda, la odia. Proverbi capitolo 12 versetto 22. Proverbi 12, 22. Il proverbista dice: le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. Abominio è una parola che quasi non la si usa più oggigiorno. È disprezzare, sgradire, l'abominio è un qualcosa che mi fa star male, mi fa così talmente schifo che quando vedo quella cosa lì mi viene da vomitare. Così si potrebbe descrivere l'abominio, così sgradevole al punto di farmi vomitare. Così si sente il Signore quando noi diciamo bugie. Perché è importante meditare su di questo? Perché molti cristiani nel mondo pensano che dire una bugia non sia così grave. La bugia, che cos'è? La bugia è una perversione della verità. La bugia è una, come lo possiamo dire, è una distorsione si dice? È cambiare, modificare, è prendere la verità e modificarla a mio piacimento e la do come verità agli altri. Questa è una bugia, è una verità manipolata, è una verità distrutta, è una verità rovinata, è una verità infangata, è una verità contaminata e diventa bugia. È una perversità, la bugia è una perversità di una verità. Si prende il vero e si trasforma in una bugia, perché mi conviene o perché conviene magari a qualcun altro. E questa bugia non è soltanto di parole, anche se abbiamo visto che il Signore odia la lingua bugiarda e le labbra che dicono le bugie. Ma le bugie possono essere sia di parole, ma sia anche di atteggiamenti, di fatti. Un esempio che mi viene in mente adesso, perché non ho esempi preparati. Di quale bugia sto parlando? Potrebbe essere, per esempio, faccio un esempio a caso. Io sono a lavoro e non faccio niente, faccio finta di lavorare. Sono a lavoro e sto lì che giro, vado dal collega, vado dall'altro e sto parlando con loro e passo il tempo così. Ma appena vedo arrivare il capo,
corro alla mia postazione e comincio a fare qualcosa. Sto parlando? No, però sto mostrando una menzogna, una bugia, perché non è vero che io stavo lavorando. Si capisce l'esempio? La menzogna può essere sia di parola, ma può essere anche di atteggiamento, di comportamento. E anche questa è importante. Pensate che alcuni cristiani dicono: lo faccio, ma siccome che non l'ho detto, allora non è una bugia. Perché pensano che la bugia sia solo attraverso le parole. E alcuni cristiani fanno cose sbagliate e dicono: finché non lo dico con la bocca non è una bugia. Falso. Perché davanti al Signore la Bibbia ci insegna che noi dobbiamo essere, diceva la lettura che abbiamo letto prima in Proverbi 12-22, che Dio gradisce coloro che agiscono con la sincerità. Con la sincerità. In poche parole, noi cristiani dobbiamo essere trasparenti. L'Apostolo Paolo dice che noi ci dobbiamo presentare come lo dice, come avviso scoperto. Vuol dire che non dobbiamo nascondere niente. E quindi è importante conoscere in che modo si può essere bugiardi o in che modo si può praticare la menzogna. La Bibbia ci insegna che se noi abbiamo imparato a conoscere Dio, se noi abbiamo imparato a conoscere Cristo, noi non possiamo praticare la menzogna e non possiamo dire bugie. L'Apostolo Paolo dice agli Efesini nel capitolo 4, Efesini 4, versetto 20 e versetto 25. Passiamo dal 20 al 25. Ma voi, dice Paolo, non è così che avete imparato a conoscere Cristo. 25. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Dice Paolo, se noi abbiamo imparato a conoscere Cristo, allora noi dobbiamo bandire, dobbiamo cacciare fuori la menzogna, dobbiamo allontanarla da noi, e ognuno di noi deve, forzosamente, se ha conosciuto Cristo, parlare la verità al suo prossimo. La verità. Non dice a suo fratello, al prossimo. Il prossimo vuol dire che lo devo fare in chiesa, lo devo fare a casa, lo devo fare a lavoro, dovunque sono devo parlare con la verità, perché il mio prossimo è colui che mi sta vicino, dovunque sia, che sia cristiano o che non sia cristiano. Non posso mentirgli. Raccontavo ai miei compagni di lavoro il giorno che mi hanno fermato i vigili, mi hanno fatto il verbale, e mi fa: ma non gli hai detto che tu non lo sapevi? Non gli hai detto che tu non avevi visto, che non te ne eri accorto? Gli ho detto: no. Perché? Perché io non posso dire bugie. Non posso inventarmi le cose soltanto per favorire, perché io potevo... Uno di loro mi disse: a volte è necessario mettersi... Tu dovevi metterti a piangere lì davanti a lui e dirgli di perdonarti, e dirgli di non farti la multa, e dirgli... Gli ho detto no, e gli ho spiegato la faccenda che loro fanno il loro lavoro. Io ho sbagliato perché io lo sapevo che non l'avevo fatta la revisione, lo sapevo. E gli ho detto: non posso dire bugie. E loro piano piano, ogni volta che ci sediamo a mangiare, parliamo di qualcosa, e loro imparano, stanno imparando a conoscermi, sanno come sono, e là dove loro non riescono ad accettare una evangelizzazione diretta, capiranno per il mio atteggiamento, per il mio comportamento. Me li sto conquistando con il mio modo di essere, non con le parole.
Ed è un lavoro che avviene piano piano, molto lentamente, però alla fine vedrò il frutto. E così la Bibbia ci insegna che noi dobbiamo dire la verità non solo a casa nostra, non solo alla famiglia, non solo a papà, non solo ai fratelli, non solo ai figli, a tutti. A tutti. A tutti quanti. Ci sono nel sistema del mondo le cosiddette bugie e bugie. Si dice, ci sono bugie e bugie. A fin di bene. E ci sono alcuni tipi di bugie che si dicono per aiutare qualcuno o per aiutare se stessi, per proteggersi. Magari se mi chiedono una cosa, se dico di sì mi riempono di botte, e se dico di no mi lasciano andare. Allora dico di no, così mi risparmio la pestata che mi vogliono dare. E ci sono cose dove, per esempio, ci sono luoghi nel mondo dove prendono cristiani, gli mettono la pistola in testa e gli dicono: sei cristiano? Se sei cristiano adesso oggi muori, se non sei cristiano ti lascio andare. Ai cristiani, loro lo sanno che sono cristiani. E a volte uno si può trovare in queste situazioni. Che fare? La persona che è lì in ginocchio con la pistola in testa non sta pensando a lui o a lei, sta pensando alla moglie o al marito, sta pensando ai figli e dice: non li posso lasciare da soli. E per favorire se stesso o per favoreggiare gli altri, a volte mentono. Il problema sta che a volte queste persone che fanno queste cose in altri paesi dove i cristiani sono perseguitati lo fanno apposta, e loro fanno l'incontrario. Se lui mente lo uccidono, e se dice la verità lo lasciano andare, e avendo rinnegato Cristo se ne va all'inferno. Perché questa persona non è che è lui che sta agendo. Contro chi è la nostra guerra? Non è contro carne e sangue, sono spiriti. Questa persona che arriva con la pistola non è lui, è uno spirito dentro di lui che lo sta facendo agire così. E se il cristiano dice la verità lo lascia andare, perché non gli conviene ucciderlo, perché se lo uccide in quel momento lo manda direttamente alla gloria eterna, al riposo eterno, si salva, lo salva lui, e il diavolo non vuole salvare nessuno. Se invece dice una bugia, qui ti sparo perché sei mio, e una persona che se ne va avendo rinnegato Cristo se ne va direttamente all'inferno. Così funziona. Se mai ci dovessimo trovare in questa situazione, ricordiamoci di questo, così sappiamo che cosa rispondere. Sì, sono cristiano. Rinnegalo. No! Perché così salveremo la nostra anima e forse la nostra vita sulla terra. Ora, col passare del tempo sono state introdotte molte varianti per rendere la bugia meno pesante, meno colpevole. E qui appunto c'è la bugia che ha menzionato la Giuliana, la bugia a fin di bene. È a fin di bene. Ma perché la bugia a fin di bene Dio
non mi punirà o Dio cambierà idea perché io l'ho detto a fin di bene. No, è contrario alla natura di Dio. Dio non può mentire, non ci può essere la bugia in Lui. Abbiamo visto in settimana che ci sono alcune cose che Dio, nonostante Lui sia onnipotente, nonostante Lui possa fare ogni cosa, abbiamo visto venerdì, ci sono delle cose che Dio non può fare, come per esempio Dio non può mentire. Così dice la Bibbia, perché il Dio non è uomo per mentire e neanche figlio di uomo per pentirsene. Dio non mente, perché è contrario alla sua natura, Lui è verità. E se Lui non mente, non vuole che neanche noi facciamo uso della bugia. E ci sono, per esempio, vi dico alcune di queste varianti di bugie. Uno, la bugia pietosa. Le bugie pietose. In spagnolo io non sapevo che in italiano si dicesse così, però ho trovato che si usa anche in italiano, bugia pietosa. Ed è una bugia, la bugia pietosa si dice per nascondere qualcosa di doloroso o qualcosa che può far male all'altra persona, allora lì si nasconde. Ti porto a fare la puntura, no mamma, no, non ti farà male. Questo è un esempio. Vedrai, non sentirai niente. Si chiama bugia pietosa. Si porta il malato all'ospedale, gli fanno un check-up. E il dottore scopre che lui ha 3 mesi di vita. Non glielo dice al paziente. Cerca la persona che lui potrebbe considerare più matura nella famiglia e lo dice: guarda, qui abbiamo questo, questo e quest'altro, che facciamo? Glielo diciamo? No. E molto spesso quando questo accade, perché si sa che se quella persona sa che fra 3 o 6 mesi morirà, potrebbe morire prima, dall'ansia, dalla paura. Allora lo si nasconde. Che cosa è successo? No, va tutto bene, adesso guarisci, adesso ti passa. Si chiamano bugie pietose. Si possono dire? No, non si possono dire, perché questo fa parte di un sistema di mondo. La Chiesa no. La Chiesa è un'altra cosa, la Chiesa è un altro regno. Nel mondo c'è un regno, nella Chiesa c'è un altro regno. Noi facciamo parte del regno di Dio. Il mondo fa parte del regno di Satana. Sono 2 cose diverse. Noi non possiamo vedere perché di là si fa, allora lo voglio fare anch'io. Di là si accettano troppe cose come buone e non lo sono. Troppe cose. Nel mondo, se il bambino dice io sono nato maschio però mi sento femmina, nel mondo, adesso la legge vuole che si rispetti la sua decisione. Nella Chiesa non può essere così, perché nel mondo si alimenta una menzogna che lui sta credendo che gli è stata, gli è stata impiantata nella sua mente, non da niente buono. Ma non è vero che anche se è nato in un corpo maschile lui si sente femmina e deve per forza essere un gay. No.
No. Anche se un figlio dovesse entrare in una confusione del genere, noi abbiamo il dovere di riprendercelo. Perché non è vero, è stato vittima di una menzogna, di una bugia che gli è stata inflitta nella sua mente, nel mondo, nel sistema del mondo. Può essere a scuola, può essere tra amici, può essere nella TV, su internet, perché oggi Satana sta attaccando i bambini, li sta attaccando con ogni mezzo. Perché i bambini lui attacca, perché quando saranno adulti vuole che siano le sue marionette. Satana sta lottando per prepararsi una generazione di adulti che lui li può comandare. Allora quando li attacca? Quando sono bambini. Ed è un obbligo e compito nostro di non permettere. Succede nel mondo, può succedere tutto quello che vogliono, ma nella Chiesa del Signore no. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare molto, molto, molto attenti, perché purtroppo viviamo in questo mondo e anche i nostri figli li dobbiamo mandare a scuola. E nella scuola potrebbero imparare cose che non vanno in accordo con la Bibbia, e lì dobbiamo stare attenti noi genitori. Ci sono le bugie quindi pietose, ci sono le bugie sante. Che hanno lo scopo di, come dire, c'è una parola che io ho visto il significato, adesso me lo sto dimenticando. Hanno lo scopo di nascondere o di coprire il proprio errore o l'errore di un altro. È una bugia che è proprio questa, mi ricorda proprio le bugie a fin di bene. Nascoste. No. E la parola è mitigare. Mitigare. Io queste parole me li cerco, me li guardo, perché l'italiano è un po' complicato. Ho visto il significato, però la descrizione di questa bugia, perché prendendo gli esempi della bugia esce anche questa, e dice che hanno lo scopo di mitigare qualche errore proprio, o di nasconderlo, di coprirlo, come si dice, c'è una parola che mi sfugge, come si chiama la vestimenta militare così come è fatta per nascondersi? Sì, no, è la funzione del colore, mimetizzare, per mimetizzare, quella è la parola. Bugie che servono per mimetizzare un errore, che non è che lo si copre completamente, però si fa confondere l'altra parte. Per esempio, un esempio, il primo che mi viene in mente, quando uno dimentica il compleanno dell'altra parte. Si dimentica il compleanno della moglie, o la moglie si dimentica il compleanno del marito, o l'anniversario. E lui o lei arriva a casa e trova l'altro che non lo vuole vedere, perché stamattina se n'è andato e non si è ricordato, adesso torna da lavoro, non si ricorda, e forse si ricorderà più tardi quando andrà a vedere Facebook e le uscirà lì: oggi è il compleanno, mi sono dimenticato. Allora che fa lui o lei? Se la inventa subito, o esce in quel momento, oppure si inventa qualcosa
per cercare di coprire il suo errore, perché lui sa che nei prossimi 3 mesi non starà bene con lei o con lui, perché alcune persone agiscono così. Basta che uno si dimentica un compleanno e per 3 mesi come minimo non mi parlare, non ti avvicinare, che è un errore, perché anche questo è un errore nella Chiesa cristiana. Questo è un sistema di mondo, questo è un sistema di mondo. Non è peccato festeggiare il compleanno, non è peccato, io lo dico, l'ho sempre detto, non è peccato festeggiare un compleanno. Se si può festeggiare va bene, anch'io lo faccio. Ma se uno si dimentica di salutarmi, o se uno, va bene, non è successo niente. Chi ha detto che dobbiamo festeggiare ogni compleanno? Chi l'ha detto? Non lo troviamo da nessuna parte. Se noi andiamo a cercare compleanni nella Bibbia, ci troveremo con la sorpresa che le uniche 2 volte che ci sono compleanni nella Bibbia sono successe tragedie. Il festeggiare un compleanno è un sistema che non è di adesso, è sempre esistito, però non è una cosa che noi, la Chiesa, la dobbiamo considerare importante, perché la nostra vita terrena non è importante. Non è importante. Ripeto, si può festeggiare, ma se uno dimentica, che sia il marito, che sia la moglie, che siano i figli, che siano i genitori, perché fare una tragedia? Non serve a niente. L'unica cosa che facciamo comportandoci così è essere sgradevoli al Signore. Per questo la Chiesa non festeggia il Natale. Perché noi non festeggiamo la nascita di Cristo? L'ha chiesto Lui di farlo? No. Noi commemoriamo la sua morte, perché così Lui lo ha voluto, perché non era tanto importante il nascere, ma quello che è venuto a fare, a morire per darci la salvezza. E quando noi facciamo la Santa Cena ricordiamo la sua morte. Ma non ha mai chiesto di festeggiare il suo compleanno, mai. Il compleanno che si festeggia a Natale, lo abbiamo visto a Natale, non è quello di Gesù. Un altro compleanno che vediamo nella Bibbia, in quel compleanno, che cosa è accaduto nei Vangeli in un compleanno? Vediamo se ve lo ricordate. In quel compleanno una persona è morta. No, non dice niente. Una persona è morta. Ci sono le bugie bianche. Queste bugie bianche sono pronunciate per incoraggiare a una buona causa. Incoraggiare a una buona causa. Quando, queste sono cose che comunemente succedono e accadono nelle chiese, quando un fratello sta passando un problema o una difficoltà e lui vuole cacciare fuori quel problema, vuole sfogarsi, vuole raccontarlo a qualcuno, e prende un fratello qualsiasi e dice: ah, fratello, lo sai che mi succede questo, quell'altro, sperando in una parola di incoraggiamento. Siccome che il fratello non sa che dirgli, a volte che cosa succede? Non ti arrendere, fratello, coraggio, ricordati che la Bibbia dice, il Signore dice così, il Signore dice cos'ha, e a volte il Signore non lo dice. E questa è una cosa che succede molto comunemente nelle chiese. Ricordati che il Signore dice che tu devi fare questo, devi fare quell'altro, non devi così, non devi cos'ha, come facendo capire che la Bibbia dice quando la Bibbia non lo dice. Questo genere di bugie ci sono nelle chiese e si chiamano bugie bianche, che si dicono
col proposito di incoraggiare una persona che è giù. Però si viene ad inventare delle cose che la Bibbia in realtà non dice. E ci sono le bugie piccole. Bugie piccole. Che si pensa e si crede che per il tamanho, per la grandezza di una bugia si può definire se è o non è grave. Se è grande non si può dire, se è piccola sì. E molto spesso mentre una persona sta facendo un racconto, ci sta raccontando qualcosa, l'altro che ascolta dice: ah sì, io lo sapevo, io l'ho sempre detto io, quando non è vero. Lo fa soltanto per apparire come che lui non è uno sprovveduto o come che lui è saggio. E al racconto di quell'altro dice: ah sì, lo so. E questo è classico, in Italia è classico, quando uno parla e l'altro dice lo so. E non è vero. È una frase che si usa, si dice, ma non è vero. Ma lo sai che questo, quello. Ah sì, lo so. E non è vero che lo sa. Bugie. Sono piccoline, ma possono essere gravi davanti a Dio? E poi ci sono le bugie grandi. Le bugie grandi delle quali nessuno li vuole menzionare, perché bene o male si ha timore di Dio e soprattutto perché si sa, e questa è una cosa che noi dobbiamo capire, che non accade solo nelle grandi bugie, ma nelle bugie in generale. Si sa, e questo è un detto italiano, si dice che le bugie hanno le gambe corte. Così si dice in italiano: le bugie hanno le gambe corte. Vuol dire che non andrai molto lontano con la tua bugia, verrai scoperto. Prima o poi verrai scoperto. La bugia non si porta fino alla fine. Prima o poi si viene scoperti, e per questo molte volte persone non dicono le bugie non per timore a Dio, ma per paura di essere scoperti, che sarà più grave ancora di non aver accettato la verità o di non aver detto la verità. Questi sono alcuni tipi di bugie che si usano nel mondo e che dal mondo sono entrate nella Chiesa. Era Giovanni Battista. Che cosa dite voi? Già vi siete dimenticati? Di che sto parlando? Del compleanno. Ah! E per valutare un po' la prontezza. Nel compleanno di chi? Di Erode. Era il suo compleanno. La figliastra di Erode gli fece un ballo un po' erotico, tanto che lo rimbambisce e gli dice: chiedimi tutto quello che vuoi, anche metà del mio regno. E la mamma gli suggerisce: chiedi la testa di Giovanni Battista. Ora, la Bibbia ci insegna che Dio non fa nessuna differenza tra bugia e bugia, nessuna.
anche se ci sono varianti, anche se ci sono bugie grandi, bugie medie, bugie piccole, bugie bianche, bugie di tutte quelle che noi vogliamo elencare o menzionare, la Bibbia ci insegna che Dio non fa differenza. Non fa nessuna differenza. E nella lettura che abbiamo fatto all'inizio di questo punto 2 della lingua bugiarda, Apocalisse 22, 14 e 15 dice che chi rimarrà fuori da che cosa? Fuori dalla città eterna, fuori dalla vita eterna, fuori dalla salvezza. Chi rimarrà fuori? Elenca alcuni peccati grandi, gravi, di morte. Però alla fine dice Giovanni, e chiunque ama. Metti Giovanni 22, 15. Giovanni 22, 15. Scusami, Apocalisse, che lo ha scritto Giovanni. Apocalisse è scritto da Giovanni. Apocalisse 22, 15. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna, che menzogna vuol dire bugia. Vuol dire che non entreranno nella vita eterna, non si salveranno. Non si salveranno. Allora noi dobbiamo considerare, si può dire una bugia anche se può sembrare che sia a fin di bene? No. E quando a noi ci sfugge o ci scappa una bugia, ci dobbiamo preoccupare. Perché non possiamo giocarci con questo. Perché? Perché ci troveremo a giocare con la nostra salvezza. È importante questo tema, è importante, lo dico per la terza volta. Molti cristiani pensano che una piccola bugia non è così grave. Così pensano molti cristiani. E non è vero, la Bibbia non ci dice questo. Ogni cosa noi la dobbiamo filtrare nella parola di Dio. Che cosa ci dice il Signore? Che questo è, abbiamo detto, il nostro manuale di vita. Il Signore ci ha dato un corpo, insieme al corpo ci ha dato un manuale d'uso, è questo. Come dobbiamo usare il nostro corpo? È scritto qui, basta leggere. Il Signore odia la lingua bugiarda e Apocalisse dice che non entreranno, non si salveranno coloro che amano e che praticano la bugia. Perché l'uomo è bugiardo? Perché l'uomo fa uso della bugia se Dio è verità? Dio è verità. Dove nasce la bugia? Dov'è che nasce? Da dove viene la bugia? Giovanni capitolo 8 versetto 44. Giovanni 8, 44 dice: voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto a che cosa? Alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Chi? Il diavolo. Il diavolo.
Ma noi, dice la scrittura, che siamo figli della verità. Il nostro Padre è verità. Gesù ha detto: io sono il cammino, la via, e io sono la verità. E Gesù è la immagine di Dio. In Gesù c'era la immagine del Padre, la immagine di Dio. Gesù dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Il punto è, secondo l'insegnamento biblico, che noi stiamo assumendo il carattere di Cristo. E secondo l'insegnamento biblico, noi, quando abbiamo ricevuto Cristo, ci è stata ridata la immagine persa, la immagine di Dio. E l'immagine di Dio in noi non ammette bugia. Se abbiamo la immagine di Dio in noi, la bugia non può esserci. Non può. E se c'è, allora vuol dire che siamo influenzati dal padre della bugia. Se uno dice bugie, chi è che sta influenzando la sua vita? Il padre della bugia, con tutto il suo esercito. E non è Dio, non è il Signore. Per questo la Bibbia ci insegna che se noi, dice Paolo, se noi abbiamo imparato da Cristo, allora dobbiamo bandire la menzogna, la bugia, la dobbiamo cacciare via. E ognuno, dice, dica la verità al suo prossimo. La verità. Per questo il cristiano non usa il giuramento. Perché non lo usa? Perché c'è scritto che il tuo sì sia sì e che il tuo no sia no. Perché si sa, si dà per scontato che tu parli la verità. Se tu mi dici sì, io ti credo. Ma se mi stai dicendo una bugia, non stai ingannando me. Non stai ingannando me. Dimmi le bugie se vuoi, ma non stai ingannando me. Così dice il Signore, che il tuo sì sia un sì e che il tuo no sia un no, punto. Nessuno deve più giurare, perché il giuramento viene dal maligno, dal diavolo. Chiudo. Così importante è questo argomento che quando la Chiesa si stava formando è successo un caso dove il Signore non poteva lasciar passare, perché si stavano mettendo le fondamenta per edificare una Chiesa. Oggi che noi siamo in tempo di grazia, quando diciamo una bugia, non arriva dal Signore la punizione così, all'istante, un fulmine, perché siamo in tempo di grazia. Ma questo non vuol dire che non saremo puniti. Non vuol dire. La punizione arriverà, un giorno arriverà, il giorno in cui la grazia finisce, ognuno riceverà quello che merita, in base a come hai vissuto, in base al suo comportamento, in base alle sue parole, alla sua vita, a come ha vissuto. Riceverà il giorno in cui finisce la grazia, che finirà il giorno del rapimento della Chiesa, ognuno riceverà quello che merita, ognuno. Ma quando si stava formando la Chiesa, che si stavano mettendo le fondamenta della Chiesa, Dio non poteva edificare una Chiesa basata su quello che la gente voleva fare, o sulla menzogna, o sulle bugie. Allora vediamo questa storia in Atti capitolo 5, la leggiamo e con questa chiudiamo. Atti capitolo 5, prova a mettere dal primo versetto, vediamo. Ma un uomo di nome Anania
con Safira, sua moglie, vendette una proprietà. Che cosa, ve lo racconto velocemente, che cosa succedeva a quest'epoca? Succedeva che i cristiani che si convertivano, siccome che già sapevano che per aver diventato cristiani, per essere diventati cristiani, sicuramente sarebbero stati uccisi. Tutti i cristiani venivano uccisi e loro lo sapevano. Allora che facevano? Si convertivano, però immediatamente andavano, vendevano tutte le loro proprietà, le case, i terreni, tutto. Prendevano i soldi e lo portavano agli apostoli. Dicevano: ho venduto le mie cose, ecco, questi sono i soldi. Gli apostoli usavano quei soldi per espandere il regno, per portare il regno di Dio nel mondo e per aiutare ogni persona che aveva bisogno. Veniva distribuito in base al bisogno di ogni persona. Questi soldi si usavano così. Ma Anania e sua moglie Safira hanno venduto una proprietà, la loro proprietà. Versetto 2. E tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e un'altra parte la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire a me, dice Pietro, allo Spirito Santo, e trattenere parte del prezzo del podere? Se questo non si vendeva, non restava tuo, e una volta venduto il ricavato non era a tua disposizione, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cade e spirò, e un gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. 6. I giovani alzatisi ne avvolsero il corpo e portatolo fuori lo seppellirono. Circa 3 ore dopo sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò, e Pietro, rivolgendosi a lei: dimmi, le disse, avete venduto il podere per tanto? Ed ella rispose: sì, per tanto. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. 10. Ed ella in quell'istante cade ai suoi piedi ed espirò. E i giovani entrati la trovarono morta e portatala via, la seppellirono accanto a suo marito. Insieme nella vita e nella morte, insieme nella verità e nella menzogna, li hanno messi insieme. E dove stanno? Insieme, nell'inferno, stanno sempre insieme. Perché sono morti perdendo la loro vita e la loro anima? Perché hanno venduto la loro proprietà. Io faccio un esempio, non dice la Bibbia, l'hanno venduta in 100.000 euro, e Anania ha voluto far credere a tutti che anche lui vendeva, dava alla Chiesa, mostrando una cosa più che con parole, con atteggiamento, come dicevo prima, con le sue azioni. E Pietro dice: hai venduto, la vende a 100.000 euro, ma portò a Pietro 50.000, 60.000 euro, 70.000 euro, tenendo per sé una parte nascosta. Ma Pietro gli dice: ma la proprietà era tua. Anche quando l'hai venduta, te potevi scegliere di portare a me anche 50.000 euro, ma mi dicevi: guarda, 50 me li tengo per me, non c'è nessun problema perché è tua. Ma qual è il problema? Che hai voluto mentire. Lui si è tenuto quello che gli apparteneva a lui, perché la proprietà era sua.
Lui lo poteva fare, ma avendo voluto far credere a tutti che lui l'aveva venduta per 50.000 euro invece che 100, e dice: ecco qua i soldi della mia proprietà, sono tutti qui. Perché mentire per apparire davanti a tutti come che anch'io do tutto quello che ho, quando non è vero? È vero che lo hai dato tutto o hai trattenuto qualcosa per te? Queste sono cose che in quel momento la Chiesa stava nascendo, la Chiesa si stava fondando e Dio non ha voluto lasciar passare questa. Oggi, se noi lo facciamo, non veniamo uccisi, anche perché Dio lo sa. Se mi uccide uno di voi qui, io vado in galera, ci fanno chiudere la chiesa. Dio lo sa, perciò non succede. All'epoca non succedeva questo. Però arriverà il giorno in cui ognuno di noi pagherà le proprie colpe. Perciò pensiamo, perciò riflettiamo. Ci conviene far pratica della menzogna? Ci conviene dire le bugie o non ci conviene? Questo è un tema che ci fa molto riflettere. Io credo che d'ora in poi chiunque abbia sentito questo messaggio non vorrà, neanche a convenienza, neanche se mi conviene, neanche se mi puntano la pistola nelle tempie, non mi conviene dire una bugia, non mi conviene. Ma grazie a Dio che ci insegna e ci parla e ci educa con la sua parola. Questi sono messaggi che ci aiutano a vivere per il Signore e che ci aiutano a salvare la nostra anima. Questo messaggio non è con il fino, con il proposito di bastonare le persone, perché non è, anche se a qualcuno può sembrare così. Ma sono questi messaggi di Dio che ci salveranno l'anima. Un predicatore non può stare sempre lì a dare: va bene fratello, vai avanti così, non ti preoccupare, perché se lo ritroverà là nell'inferno e gli dirà: pastore, perché mi hai lasciato fare quello che volevo? Adesso siamo qui tutti e due. Perché i pastori che fanno così stanno andando di là insieme alle pecore. E guai a chi il Signore ha chiamato ad insegnare e a mostrare la verità e non lo fa. Alziamoci in piedi. Signore, grazie ti diamo nel nome di Gesù. Grazie Dio per la tua parola. Grazie Signore per il tuo insegnamento. Grazie Signore perché tu ci insegni e ci parli. Grazie Signore perché tu ci ami così tanto che non vuoi che nessuno di noi perisca. Grazie Signore, aiutaci ancora ogni giorno Signore a vivere secondo la tua volontà, a fare Signore quello che piace a te, a vivere Signore per te e non per noi. Signore, aiutaci e che lo Spirito Santo ci aiuti, Signore, ad agire e a camminare, Signore, nella verità, e che la menzogna, la bugia possa stare lontana da noi. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, se abbiamo commesso qualche peccato, se abbiamo detto qualche bugia, Signore, anche piccola, oggi ti chiediamo perdono, Signore. Ti chiediamo di perdonarci. E la prossima volta, Signore, staremo attenti a non farlo più, a non ripetere lo stesso errore. Signore, grazie. Grazie, Signore. Aiutaci che lo Spirito Santo possa camminare con noi. Che lo Spirito Santo ci prenda per mano e cammini con noi. Signore, nel nome di Gesù. Grazie perché tu vieni, Signore, a parlarci. Grazie perché tu, Signore, vieni e con le tue parole vieni ad avvertirci.
perché noi dobbiamo capire che la tua parola non viene per nuocere, non viene per danneggiare, non viene per farci male. La tua parola viene, Signore, per edificarci. La tua parola viene per purificarci, per trasformarci.